Buongiorno, io sono Drezza Alberto, sono il direttore del CIEV, il Collegio Imprenditori Edili del Veneto, che raggruppa una cinquantina di imprese operanti nel nostro settore, in particolare nel settore degli appalti pubblici. In questo momento le prospettive direi che sono rosee, perché almeno nella nostra specializzazione, che è quella dei lavori pubblici, il nuovo PNRR, che è stato anche da poco approvato da Bruxelles, porterà una ventata di novità e soprattutto di nuovi lavori, di nuovi contributi, per cui le prospettive sono molto buone. Il nostro settore esce da un decennio di crisi, quella che è partita nel 2008 e non è ancora del tutto terminata, dove le figure all'interno delle imprese operanti nel settore dell'edilizia sono state falcidiate, un po' perché le imprese sono saltate, sono fallite, e un po' per prepensionamenti, e un po' perché qualcuno comunque di queste figure è andato a lavorare in altri tipi di settori. È venuto a mancare il passaggio generazionale, quella che insomma solitamente si definisce quando il più anziano insegna al più giovane. Quindi mancano le figure specializzate, quelle operanti proprio nel cantiere. Penso che con sia le associazioni insieme alle imprese che ne fanno parte, sia con le scuole edili e anche con le scuole professionali, con l'alternanza scuola-lavoro, bisogna lavorare molto sulla preparazione specifica delle figure importanti nel cantiere, sia a livello operativo sia a livello amministrativo contabile. Beh, è un confronto importante perché unisce sia gli esperti del settore, cioè gli operatori che siamo noi imprese, sia le parti della formazione, per un confronto, un dibattito serio, volto alla consapevolezza del problema che ho esposto prima e anche a vedere di risolvere questo gap generazionale che c'è stato.